Ragazzi, bentornati su Sardegna Unfiltered. Guardate chi c'è alla mia sinistra. Beh, ovviamente abbiamo chiuso un cerchio, tra l'altro, Notaro, vero? C'è Mari Mameda, grandissima, influencer, content creator, e chi più ne ha più ne metta. Tu ne hai di più? Mi pare di sì. Scusa, No. mi sono distratto col fogliame, scusami. È Beppe Dettori che si è distratto col fogliame. Beppe, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno Mari. Buongiorno Mari. Buongiorno, buonasera. Come stai intanto? Bene, bene. Sono arrivata ieri a Sassari, quindi abbiamo iniziato questi progetti di intercomprensione tra galluresi e sassaresi, un po' a fare, come dire, da collante tra le diverse comunità linguistiche, anche per Perché? farlo un Perché lo po' facciamo? vedere. Perché innanzitutto per raccontare un po' tutta la nostra cultura linguistica che abbiamo in Sardegna, che è molto più ricca di quanto anche noi stessi sardi delle volte pensiamo, e che io che sto in continente lo so, fuori è vista con un'ammirazione totale, veramente, sia per quello che facciamo, come dire, a livello strutturato, che a noi ci sembra poco. Noi abbiamo le scuole di sassarese, di gallurese, anche all'università abbiamo i corsi, certe cose in altre parti d'Italia per altre lingue minoritarie se le sognano, in altre parti invece sono più evoluti, però ovviamente ci arriviamo anche noi. Però noi abbiamo una situazione veramente complessa perché siamo un'isola in mezzo al niente, con 1.600.000 abitanti, abbiamo 5 lingue diverse. Non è esattamente banale come panorama. No, non lo è. Però magari è un vantaggio il fatto che siamo sull'isola. Poi ne parleremo un po' meglio durante la puntata, ma può essere sia uno svantaggio che un vantaggio. Non hai, per esempio, un vantaggio potrebbe essere che non hai troppe influenze dall'esterno, no? Non saprei perché comunque le influenze ci sono state. Pensiamo che Certo, nella in passato parte... sì, gli spagnoli. Sì, ma anche proprio come insediamenti linguistici, Alghero è una colonia linguistica catalana, poi abbiamo il tabarchino che è un tipo è una lingua ligure, è un tipo di ligure, diciamola così, semplifichiamolo, e poi abbiamo il nostro blocco che è quello sardo-corso o corso-sardo, diciamo così, della corsofonia sarda, che siamo noi, che siamo galluresi, sassaresi, turritani. Sì, però intendo dire che rimaniamo molto attaccati alle tradizioni, alle lingue, proprio per il fatto che non siamo in mezzo ad altre regioni e quindi ci conserviamo un po' di più quello, ma è solo un'ipotesi mia. Ma non è importante invece è Beppe, quello che, esatto, che pensa di questo. Ha lanciato la palla, Mario. Beh, è da tantissimo tempo che ho che mi sono fatto delle domande, no? Perché ci sono così tanti idiomi linguistici in Sardegna che per comunicare con un cagliaritano si parlava l'italiano e questo lo trovavo un po' assurdo. Il fatto che se uno parla piano si riesce a comprendere anche magari il tabarchino no e il catalano lo stesso, perché sono veramente difficili, però il campidanese parlato con i dovuti modi tranquilli, nel senso lenti, comprensibili, si riesce a capire. Ho fatto delle interviste appunto con, che ne so, posso anche dire Claudia Aro, una grande amica. Ciao Claudia, carissima. Anche con altri. Notaro, è accaduto una brutta cosa, come era prevedibile. È il bello della diretta. È caduto scusate. The microphones. Scusate. Scusate, cos'è? Ho parlato il microfono e a notare l'hai parlato un po'. Ho parlato un raio. No, in realtà sono... un raio. Vabbè, Costa. Sì, mi appoggio, ma anche perché... No, è colpa di Claudia Aru perché mi ha fatto Claudia, emozionare che il mi nome faceva e la appunto persona. Siamo tutti Bene. amici di Claudia. Tutti. Lei mi faceva le domande in capitanese e io rispondevo in sassarese, quindi era comprensibile, nel senso che lei capiva me, io capivo lei, quindi Ho sentito un...
Ma scusa, Mm. tu lo comprendi lo sassareso? Certo. E tanto scusa, se si chiama un giorno nella lingua nostra, io fai in gadueso e tu mi fai in turritano, non anda bene. Lo posso parlare in rumeno, in inglese, in qualsiasi rumeno, altra lingua. In No. inglese ti comprendo, in rumeno non ne so. Può essere, può Sicuramente essere. in rumeno, ma che cosa di Eh, sardo. No, cioè così tu lo pensi, ma non è No, così. no, ma no. invece È neolatina, sì, quello sì. No, la filologia romanza è un poco di sardo, il rumeno, sì. No way. Sì, sì. Pensa che c'è addirittura una zona della Romania dove si parla un dialetto che veniva parlato Un sardo. da sardi. Adesso è molto vaga come cosa, però ho incontrato un signore zingaro che fa il lattoniere a Fordongianos o Fordongianus Codongianus. con la U. Sempre ci si scrive confonde. O, ma si legge U. Ah sì? Ok, a Fordongianus. Come Codrongianos, si dice Codrongianus, ma si scrive Codrongianos. Ok, e questo signore di Cordon Franus, Cordon lì? sì, questo signore mi ha proprio rivelato che è riuscito a comunicare con signore sarde del Cagliaritano, proprio perché la nonna parlava questo dialetto. Le signore avevano chiesto da dove venite voi che parlate questo dialetto e lì hanno iniziato a comunicare. Bello, bellissimo, una storia affascinante. Il rumeno, tra l'altro, anch'io ho avuto un contatto di recente. Ho partecipato a un convegno, una tavola rotonda di architettura del paesaggio, in cui si parlava anche comunque di paesaggi linguistici. Una professoressa dell'Università di Bucarest, io stavo esponendo la questione degli stazi, dunque lo stazio in gaduresu ed è la matessi parabola di u stazio in cosso, ed è l'umatessi fenomeno in sede attivo, e Ida, ma l'esiso proprio abbalti l'occhio e mi dici, ma pure in rumeno questa parola che è stina, chi vuol dire la matessi cosa, cioè una casa, e poi pure noi abbiamo due differenti versioni della matessi parola, una in dialetto, diciamo così, me l'era spiegando, e una invece proprio in rumeno standard, diciamo così, e una in ghitta, proprio la casetta onde lo pastori lassa lo bestiamo, come vagiano in Corsica, quindi Ustazzo è più una specie di stadda, diciamo così. Un ranch. È una casetta, è proprio Casetta, una ok. casetta. Difatti in francese lo traducigliano le bergerie, che vuol dire proprio onde puni li pecori. Ci sono tantissimi altri esempi che ti potrei fare, per esempio in romeno si dice sbadigliare, si dice a cascà ed è uguale, Anche qua. anche qua, vedi, Cacà. cacà, esatto, Sto sbadigliando. sto sbadigliando, Come si dice invece in gallurese, come si In dice? saldo è soscascoso. Qualcuno in gaddura dice li caschi, lo mattessi, ma noi diciamo li pandicini. Trattiamo un'altra parola. Pandicini. Pandicini, bellissima! Pandicini, vedi, c'è anche la scusa per sbagliare di più, è più simpatico Pandicini. dove stai vivendo? Non in Sardegna perciò. No, io ci sto con voi, io ci sto qui in Monza. Difatti faccio parte del circolo delle Isalde di Vimodrone, dunque Che salutiamo, tra l'altro. circoli sardi in Italia. Verremo anche là. 23 anni in Lombardia, anzi gli ultimi 7 in Piemonte, a Novara. Però vabbè, ho grandi amici a Monza, proprio i fratelli che suonavano assieme a me, e siamo rimasti come una famiglia, insomma, no? Quindi Monza, Cinisello, Cologno Monzese, quelle sono le zone in cui ho vissuto, e poi anche Milano città, e poi infine Novara, Merate anche, sì, in Brianza. Stava per accadere. Non l'ho fatto. Non l'hai fatto, e questo colgo l'occasione appunto per spezzare un attimo tutta questa coltre di comunicazioni. Torniamo a noi, ci stiamo conoscendo. Un po' di ice breaking, no? Giusto? Ice breaking, no? Noi abbiamo
sempre la nostra consulente di lingua Famoso inglese. siamo in Oghi a Favignana. Esatto, partiamo con il Mario progetto di Beppe Dettori, che è Poni Menti a me. Beppe, se ci spieghi un po', ecco, quello che è il tuo contributo per la tutela della lingua, no? Sì, avevo questa idea di realizzare un progetto completamente in Turritano Sassarese. Perché completamente? Perché nei precedenti lavori discografici che ho fatto inserivo 1-2 brani nei progetti discografici e non avevo forse ancora trovato il coraggio per farlo totalmente, forse non ero certo di avere in mano completamente la lingua turritano sassarese, e perciò l'incontro con Mario Lucio Marra è stato fondamentale, perché lui aveva delle poesie e mi parlò appunto del recupero della terminologia un po' dimenticata, no? Un po' anacquata, che si stanno sassaresizzando alcuni termini italiani, quando invece c'è una terminologia ben precisa che non viene più usata, anche in quello che è i gruppi folk sassaresi, no? Anche loro si stanno adeguando al cambiamento, che comunque è inevitabile, no? Il cambiamento di una lingua. Però si cerca di tenere comunque la poetica della lingua com'era, un po' il lavoro che ha fatto De André, no? Di Creusa de Ma, che ha recuperato comunque una lingua ligure quasi più vicina al tabarchino che al ligure attuale. Tu hai detto sporcando un po', l'ha detto anche il professore, no? Che si sta sporcando questo dialetto. Sì, sporcando, vabbè, forse è lui perché è un purista. Mario Ecco, è una persona in quel mondo, cioè insomma una che ha partecipato alla standardizzazione della lingua turritano sassarese, creando appunto lo standard. Io voglio sapere, quindi, Mari, cosa ne pensa di certo, questo fatto. Secondo te un dialetto si sporca o cambia? Come la vedi tu questo continuo cambiamento delle lingue? Allora, è ovviamente un fenomeno naturale che fa parte dell'evoluzione di qualsiasi lingua. Quante parole iberiche ci sono nelle nostre lingue sarde? Da dove derivano? Derivano da un momento di colonizzazione, chiamiamola così, o comunque di vicinanza, o chiamiamola di contatto culturale con un'altra realtà. Noi oggi, a distanza di secoli, siamo gelosissimi di quelle parole, no? Di Ventana, di Mesa, adesso parlo di parole in sardo, Mariposa, eccetera. Guida, sì. Eppure, se ci pensiamo bene, sono delle parole che hanno in qualche modo ai tempi sporcato, tra virgolette, quelle che erano delle realtà linguistiche del tempo. Funziona così. Quindi è giusto accettare in sostanza, o no? È giusto, allora, succede. Poi ovviamente la cosa bella invece anche delle lingue, anche della resistenza linguistica, è che più noi usiamo la nostra lingua e le nostre lingue, più ci ricordiamo le parole anche antiche, le parole genuine, tra virgolette, le parole schiette e quant'altro. Quindi più l'uso proprio della lingua, sia in forma orale che anche in forma scritta, in forma artistica, eccetera, ci permette anche di fare in maniera molto più naturale quel lavoro di conservazione delle parole antiche, delle parole schiette, eccetera, eccetera. Quindi, Certo. Hai qualcosa da controbattere? No, sono d'accordissimo, assolutamente. Beh, nel caso di Mario, lui ha fatto una ricerca sulle parole e le ha inserite in poesia. Io, cercando di non, diciamo, decostruire quello che lui aveva scritto in poetica, ho cercato di tenere la poesia intatta. E quindi ho faticato un po' per cercare di musicarla, per renderla musicale, farla rotolare, insomma, no? Ho trovato molte difficoltà.
quindi ho fatto diversi tentativi per trovare la musicalità giusta, il genere giusto, ma per esempio ho scritto dei brani che non ho inserito nel disco perché erano fuori contesto musicale, cioè ho scritto un pezzo alla Manu Chao e un altro che era un funk, cioè era fuori contesto. Già Nascendi, che è il pezzo che ho fatto tempo fa, che ho scritto Per tua anche in figlia, vero? per mia figlia quando stava per nascere, era già nato con questo piglio rock. Ho soltanto dato il là al gruppo di mia figlia per farlo ancora più rock, però è l'unica traccia, diciamo, che si differenzia dal genere musicale che ho usato nel disco Ponimenti a me. Capito? Beppe ha una figlia, Eleonora, Bugs the Bunny, giusto? Si chiama così, Bugs the Bunny, e ha un gruppo musicale. No, conosco. Non la conosci, ma seguila Sì, da la oggi, che è la cerco. figlia di Beppe, sei così, sei un po' costretta. Se no devi restituirgli il CD che... Hanno un gruppo che si chiamano Driven e sono in trio, alla Police, diciamo, lei suona il basso e canta, chitarra e batteria. E sono più che altro dei ventenni che amano la musica di quella vera, insomma, no? Che inizia alla fine degli anni 60 con i Beatles e poi prosegue verso l'inizio degli anni 80, che arriveranno, metà anni 80, diciamo. arriveranno a cantare in Turritano, secondo te? Beh, lo stanno già facendo perché Eleonora è nella band, quindi è costretta a cantare in Turritano. Esatto, ormai ora che l'ha imparato. Senti, parlando del progetto, c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere di Ponimenti a me? Beh, che tanto è stato un piacere assurdo farlo. La cosa anomala per me, perché sì, sono un musicista, però non mi reputo un arrangiatore o tantomeno un produttore, però in questo caso ho fatto tutto, gli arrangiamenti, la produzione. Non lo so per quale ragione, ma avevo tutto bello chiaro in testa, quindi sapevo che cosa avrebbero dovuto fare tutti. Generalmente non lo faccio questa cosa qua, cioè, ho un approccio un po' più libero, più diciamo improvvisativo, no? Dove c'è molta creatività. In questo caso avevo scritto delle parti giuste, cosa doveva fare il violino, cosa doveva fare il basso, la batteria, ed è stato molto interessante sfidarsi per me in questo modo. Bello, queste sono cose interessanti da sentire. A te piace il fatto che Beppe si sia impegnato in questo progetto? Cosa ne pensi? No, queste sono cose veramente bellissime perché immortalizzano non solo delle lingue, delle intenzioni artistiche individuali, no? Perché sì, è vero che l'arte è un'espressione lirica della persona, però in questo caso sono dei veicoli culturali che lasceranno questo momento storico che noi viviamo in un momento anche di recupero di queste lingue, no? Questo è comunque un momento particolare nel nostro percorso culturale, linguistico e quant'altro, e questi progetti sono la cristallizzazione del fenomeno, perché noi molto spesso ci perdiamo un po' a cercare di scervellarci, cioè cercare di studiare bene, ah sì, no, ma queste lingue da dove vengono e quant'altro, eccetera, allora ci informiamo, che sono anche cose corrette, sono anche cose belle e quant'altro, però la cosa fondamentale, il fenomeno, è crearlo, cioè continuare a farlo, possibilmente a un livello alto, quindi a livelli artistici, la qualità di questo Beppe. tipo, esatto, perché queste cose ti danno ti garantiscono un lascito, non è banale come oggetto culturale in sé. Certo, una volta che cerchi di affrontare questa tutela lo devi fare in modo efficace, no? Ovviamente la qualità rende l'efficacia sicuramente un elemento chiave in In questo. Gallurese mi viene il paragone sempre dell'Arcadia, dei poeti di Tempio, no? Di Don Baigno e quant'altro, che a un certo punto, in quel momento storico che probabilmente era di grande exploit, queste persone, forse per caso, forse intenzionalmente, non so se esiste una risposta a questa cosa,
hanno immortalizzato il gallurese, che tra l'altro è quasi rimasto uguale a quello lì, nel senso che cioè, hanno veramente creato una lingua, nel senso è anche una coscienza culturale della lingua, e questo tipo di progetti come Poni Menti a me sono la stessa operazione, Ecco, secondo me, dal Sì, mio sì, punto di assolutamente. vista. sì, sono... Senti, ma visto che stiamo parlando, che stava parlando Mari, adesso le facciamo una domanda riguardo ai suoi progetti, ma prima di chiederlo a te, c'è qualcosa, qualche curiosità che tu hai, non so, una domanda che vuoi fare direttamente a Beppe riguardo al progetto in sé, oppure ti ascolterai il CD Ascolterò il e CD basta? prima, sì, studio. Prima va bene. No, perché so che succederà, che arriveranno delle domande su scelta di... Perché quella parola magari, no? Perché quella cosa? Perché cioè, quando si fanno questi tipi di lavori suppongo che ci sia un certo laborlime nel fare le cose, e quindi anche, come dire, le parole iniziano ad avere delle dimensioni importanti. Lui prima me l'accennava del fatto che, per esempio, le altre varietà turritane, come lo stintinese, eccetera, hanno subito una sorta di autoglottofagia da parte del sassarese, cioè che il sassarese, essendo forse per questioni urbane o forse per questioni demografiche, non so bene la questione, forse ha un po' fagocitato un po' tutto il turretano, e il fatto che che ci siano delle persone, degli artisti che invece difendano le varianti territoriali come lo stintinese, non è solo ed esclusivamente una questione, come dire, identitaria, cioè perché cioè, di campanellismo, no? Mhm. Non la vedo così. È il fatto di dire, no, aspetta, io ho questa parola, guarda che esiste una memoria, esiste Sì, un un po' quello che dicevi prima. processo storico, intellettuale, eccetera, che sta dietro l'uso di una parola. Non lasciarla andare, riprenditela, no? Perché? Non perché, come dire, non sempre per fare gli identitari, ma anche perché veramente questi sono processi culturali, processi umani, ecco. Ecco perché allora Anche probabilmente il per professore è così, che ma tende a difendere sì, sì, vabbè, in ma modo così anche accanito. Ecco. c'è una determinata passione che ti porta, no, a fare questo tipo di lavoro, e anche un grande senso di ingiustizia Mhm. nei confronti di un'identità che viene non dimenticata, però non viene messa in evidenza, diciamo così. Eh, quindi non so se per paura di fagocitare un senso di identità troppo forte da portare alla separazione dall'Italia, e quindi essere la Creta del Mediterraneo occidentale. Ma Sì, sì, capisco. queste sono insomma fantasie, nel senso è già importante cercare di credere in una forma identitaria che in una civiltà parificata agli egizi, agli etruschi, che è esistita, ma è stata fortemente cancellata dalle varie dominazioni che avevano paura che questa identità potesse suscitare un estremismo che arrivava all'indipendenza, tipo gli spagnoli per esempio, ma anche i piemontesi stessi hanno fatto tante azioni insomma poco belle. Poco bello. Sì, Invece è bellissimo il fatto quindi che a qualsiasi livello venga protetto, l'importante è che una lingua venga protetta. Per me è già fantastico questo, che ci siano dibattiti su TZ o non TZ, per me questo è già qualcosa di bellissimo, che insomma la tutela. Sì, magari questi sono, come dire, dettagli affascinanti, tecnicismi affascinanti, ok? Però lo scopo è quello di essere protettori
guardiani delle lingue. Ok? Perché le lingue, oltre a come dire, essere espressioni popolari, identitarie e quant'altro, sono proprio dei modi di pensare, di ragionare, sono finestre sul mondo, sono prospettive. Esatto. Quando noi perdiamo una lingua, perdiamo la capacità di ragionare in quella lingua. È una questione di difesa della nostra intelligenza di sardi, che è per questo che noi, come dire, ci impegniamo così tanto. Adesso lo stiamo spiegando in italiano per essere un po' più chiari e incisivi, perché Sì. anche l'italiano è una nostra lingua e comunque la usiamo, Sì. come strumento, appunto, però lo scopo è veramente questo. Io mi mantengo il mio gallurese perché voglio mantenere l'intelligenza della mia comunità che ha visto il mondo e ha anche manipolato il mondo in quella lingua. Stessa cosa succede per il turritano, per il sardo, per l'algherese e per il tabarchino. Bello, mamma mia. Vedi questa guardiana dei nostri sì, idiomi. Guarda, infatti io l'adoro Mari perché ha questa grande passione Sì, la tutela della nostra cultura. non canta, non incide CD, però non vuol dire niente, nel senso va benissimo. sì, non era Sì, per denigrare, tu non canti. La sua è una forma d'arte allo stesso tempo. Ma la cosa che volevo aggiungere è che nel 1100 nasce il sassarese, il turritano, più che il sassarese è una declinazione del turritano alla fine. 1100. Nel 1100 durante la dominazione pisana, per scambi commerciali, per facilitare gli scambi commerciali che allora avvenivano in sardo-logudorese e latino. Nasce questa cosa qua per avere, diciamo, questa frangia di nord. Cioè il business English era. Era il business English, però è assurdo che nasce per degli puri scopi commerciali e poi si dipana in quell'arco, no? che è Porto Torres, Sorso, Stintino, Lanurra, e che ha questa grande fortuna di avere una città come Sassari dove lo parlano in 120.000 persone, o comunque lo comprendono, grosso modo. Sì, esatto, io lo comprendo, non lo hablo, però lo intendo. Barbaro. Lo so. Vabbè, sai, a casa si parlava prettamente il dialetto sassarese, no? Però babbo, essendo di Bonorva, ogni tanto qualche uscita, no, in bonorvese ce la passava, tipo diavolo corpus che quando eri troppo faccendino, diceva diavolo corpus che l'ha fatto, buone gue. E quindi qualche cosa me l'ha passata anche di sardo-logudorese, perciò io non lo parlo sardo-logudorese ma lo capisco bene. Ok. E cerco di scriverlo anche. Senti, invece col gallurese come te la cavi? Non benissimo, nel senso che non lo parlo, però lo capisco perfettamente. Ma mi piace un casino l'accento che. Allora, per esempio, questo si ricollega a un'altra cosa che volevo dire, che questo progetto è nato per il suono meraviglioso che scaturisce dal sassarese, applicato a un genere musicale non folk, o meglio non folk sassarese in questo caso, ma un genere diciamo moderno, che come potrebbe essere il country o West Coast, il blues, la canzone d'autore italiana, con questo suono in dialetto prende forma forse il vero suono che ha la lingua sassarese turritana. Okay. Perché si cerca sempre di storpiare un po' come quello che succede nel trap, no? Dove se non parli così, se non canti così, non sei uno che fa trap. L'autotune. Cioè, se non ti capiscono, stai facendo trap. Questo è tipo, se non si capisce è design, è uguale. Esatto. È una cosa del genere. Quindi anche in sassarese, il sassarese del folk, diciamo, quello che faceva Ruzzetta, Giovannino Giordo e gli altri aveva un senso comprensibile, che nel corso degli anni, dei decenni, è un po' ha subito l'epoca del cambiamento, quindi molti termini si sono italianizzati, o meglio sassaresizzati dall'italiano,
e perciò è iniziato questo processo di cambiamento. Ok. Hai qualche curiosità sul gallurese in Molto. generale? Perché tu Tante. devi sapere che lei è una delle massime esponenti, esperte, Vabbè, io intanto ovviamente, io ma canto esponenti della lingua gallurese. Il pezzo in gallurese lo canto, che è la corsicana. Ah, beh. Cante triste lume cori, Andando. lo mancame mio marito. Lo sto tenendo il cosino, ma... Che cosa è successo? Ah, Scusate, è sul guardate. ferro che sta. Ok, Sì, sì, perfetto, sì. perfetto, ok. Beh, sul legno come poteva, sai? Cante Sì, triste torniamo lume un attimo. cori, lo mancame mio marito, pali falsi traditori. 3 anni l'agio Tre- bandito. 3 anni che l'agio bandito. L'agio bandito, Agio. Ve l'intricciato. L'agio. Io sai L'agio. che forse io sono più predisposto per il gallurese che per il Grandi turismo. amici di Arzachena, di Tempio, di Santa Teresa, insomma di Palau, che sono tutte declinazioni del corso, scusa, del gallurese. Anche a Castelsardo si parla una specie di gallurese sassarese, anzi si dice proprio lo gastedaio. Il Casteldaio che si pensa che sia una lingua ponte di sfumatura tra appunto il turritano e quello che è il gallurese. Adesso è stato incluso come a livello di standard ortografico nel gallurese perché a quanto pare si assomiglierebbe di più, è più facile trascriverlo col gallurese rispetto che al sassarese, credo che sia solo ed esclusivamente una questione pratica, però è veramente una variante, una lingua ponte, quello di Castelsardo, che ha una sua dignità, anche una sua musicalità molto, molto affascinante, assolutamente. Mario, scusami, ma hai un... Ecco qua, ecco non volevo... Una Sì, avevi una... religiosa che stava... Non si sa, un frutto, un'arancia in testa, ecco. Voleva dirlo Stefi, che oltre a esperta Comunque- di lingue è anche all'occhio attento. Comunque Paturrà lo Gadduresu, mi Sì. piacerebbe assolutamente cantare. In questo disco per esempio canto in algherese, c'è un pezzo che è l'unica cover che è Serenare a Teresetta da Speltata, che vuol dire risvegliati, ed è l'unica cover in catalano. Poi c'è un'altra, l'ultima traccia è in bittese, è una poesia che mi ha scritto mio cognato, che era tra l'altro ieri presente in piazza, e mi sono cimentato, visto che ero comunque nell'onda del sperimentare musicare delle poesie, ho inserito anche la sua poesia, perché comunque in genere io riesco a scrivere facendo il contrario, cioè facendo prima la musica e poi metto su le parole. In questo caso ho fatto esattamente, che è molto più difficile perché devi trovare l'incastro giusto per far suonare le parole. Quindi, però il risultato penso che sia riuscito. Sì, noi abbiamo seguito tutto il progetto e lo seguiremo, fantastico, infatti ne siamo molto orgogliosi. Mi sono chiesto per tutto questo tempo, ma anche per molto più tempo, come mai si sta perdendo o c'è sempre la tendenza a perdere l'utilizzo dei dialetti, anche se tu in realtà prima hai detto che è un momento storico in cui si sta rafforzando, però qual è la ragione per cui si perde secondo te? Secondo Mari, Secondo me è un po' una questione fisiologica, perché dove in un contesto sociale noi abbiamo a disposizione 2 tipi di strumenti, la lingua è uno strumento a un certo punto, tendiamo ad usare quello più potente, quindi per dire la clava è l'italiano perché ce l'avevamo a scuola, perché la TV era in italiano, perché i libri venivano pubblicati in italiano, se dovevi leggere una rivista, il giornale, lo potevi fare in italiano. Quindi poter maneggiare meglio una delle lingue, automaticamente una persona, ma anche una famiglia, presendi proprio la famiglia, Lividuli, sceglie lo strumento più potente. Secondo me è proprio una questione, come dire, fisiologica, non di praticità anche di un po'. praticità, che però si accompagna a una scarsa coscienza, forse anche collettiva, non solo individuale, del fatto che invece quegli strumenti piccoli non sono strumenti piccoli, sono strumenti di precisione,
che ci possono permettere di avere un taglio sulla realtà particolareggiato e quindi di avere delle riflessioni e anche delle soluzioni Sì. differenziate e diverse da quello che invece è lo strumento maggioritario imposto, che è quello della lingua ufficiale, ecco. No, ma appunto è interessante sentire Mari Mammeda parlare. Dimmi la È verità. uno spasso, certo, assolutamente, molto bello quello che dice, quindi C'è qualcosa che vuoi aggiungere? Anzi, faccio a te la stessa domanda. Qual è la ragione del disuso, ecco? del disuso? Del disuso o comunque di un utilizzo sempre minore dei dialetti? In passato, ma in passato abbastanza recente, è il fatto che ti ingrezziva il fatto di parlare in dialetto o in lingua minoritaria. E quindi, ma anche le generazioni antecedenti la mia, c'era proprio il divieto dei genitori, detto, non parlare in dialetto, guai a te, perché era sinonimo di ignoranza. È proprio l'effetto, esattamente il contrario, è invece mantenere una cultura fortissima, una ricchezza, che è il patrimonio linguistico che abbiamo in Sardegna, l'abbiamo detto già tante volte, ma è un valore inestimabile che nel resto della penisola italiana Hanno già compreso in realtà. I Salentini, Joliet con il trap, no, che canta in napoletano. Assolutamente sì, ben vengano tutte, ma anche il mio amico Davide Van der Sfros che canta una frangia di lombardo che è esattamente quella del confine con la Svizzera, Mezzegra, che è famosa perché avevano giustiziato Mussolini mentre stava per scappare in Svizzera. E lui, Davide Bernasconi, che è ad arte Van der Sfros, che vuol dire che vanno per i frodi. Ok. Quindi già uno che parla di problematiche di confine e che lo fa appropriandosi di una lingua molto minoritaria e porta questo linguaggio non solo in Lombardia ma in tutta la penisola italiana nonché qua in Sardegna. Ok. Tra l'altro Davide è una persona che capisce perfettamente e quasi parla il sardo. Ma perché, come ti chiedevo, perché si utilizza sempre meno il dialetto? Vabbè, ma purtroppo quello non puoi farci niente. È ancora considerato grezzo parlare? No, non credo. Credo che la tendenza sia al cambiamento di questa mentalità, che si sta arrivando ai confini della globalizzazione, si sta però arrivando a comprendere, cacchio, però ci stiamo perdendo questo, che è una ricchezza assurda. Perciò si sta cercando di correre ai ripari, ma io stesso, sì. che ho sempre cantato in inglese, in spagnolo, in portoghese, in italiano, Babascia. no, ho capito, inserendo anche dei linguaggi proprio per sonorità, non sapendo la lingua, ma che ne so, il linguaggio hindi o il marocchino o il rom, tipo Budbart Sastipe, me l'ha tradotto un professore rom di Lanciano, professore universitario tra l'altro. E siamo stati con Itazenda tempo fa nella loro comunità dove erano tutti rom, in teatro, collaborando con loro, cioè abbiamo suonato assieme a loro, è stata una cosa strepitosa e ci hanno passato un po' di informazioni sui rom, da dove arrivano. Io non sapevo che i rom arrivavano dal nord dell'India, che sono stati scacciati anche da lì, e da lì è andata questa transumanza umana verso tutto il mondo, praticamente sull'est europeo e sull'ovest europeo, e quindi le varie etnie, i Sinti in Italia, i Romanicè in sud della Francia, i Calais e i Manouche anche lì in Spagna,
E tutte tutta questa etnia è una ricchezza assurda, Cioè, una ricchezza sei preparatissimo sui Rom, sulla Beh, cultura romani. ci siamo fatti una pippona pazzesca su questo. Senti, chiedo a Mari la soluzione e poi la chiedo a te. La soluzione per, anche se direi che le risposte siete già voi due, la soluzione per riutilizzare, per stimolare, ecco, tutti, non solo le nuove generazioni, ma anche me, il Notaro, Stefania, tutto il pubblico, tutte le persone. Come si può stimolare le persone appunto a parlare nuovamente, a riutilizzare il dialetto? C'è una cosa che ha detto Beppe che secondo me è la chiave di questa ipotetica soluzione, perché ovviamente le soluzioni, come sappiamo, sono dei tentativi. Lui ha citato la parola folk, però negandola, nel senso, ha detto: io ho fatto un progetto musicale, un progetto di test, questo non è folk, non che ci sia qualcosa di sbagliato nel folk, assolutamente, però noi per decenni abbiamo continuato a usare la nostra il nostro patrimonio culturale e il nostro capitale anche umano che si portava dietro solo ed esclusivamente in una visione museale Quasi un ghetto. Quasi un ghetto. Autoghettizzandoci e veramente sabotandoci in un certo modo, considerando quel tipo, noi stessi, quel tipo di identità culturale, quella capacità anche umana, solo riferibile ad un passato che doveva essere conservato, poi a quale scopo non era dato sapere. Invece le nostre lingue, ma anche le nostre ricchezze, sono delle risorse, cioè proprio da CV, che noi possiamo mettere in campo adesso, per il mondo di adesso. Cioè, io quando fai lo reso in social, mi pongo a fare di intelletto artificiali, di informatica, di storia, di questioni di femminismo, di che sia argomento che sia in tempi di oggi in dì, perché lo reso non è una lingua dello passato da regì che rimusa, no? Come che sia, cioè, no. Sai che cambia espressione quando parli in gallurese? È come che vi sia uno switch puro, non solo linguistico, ma pure mentale. Quando io vedo in gallurese so con ragione. Sì, c'hai gli occhi lucidi, sei sorridente al massimo. E che sono l'usono, che sabbri dello gallurese, non è come l'italiano. Se posso aggiungerti una cosa che forse ci accomuna con Mari, è che lei, vivendo fuori dalla Sardegna, forse come me, almeno io ho provato questo, no? A un certo punto della mia permanenza in Lombardia, o comunque al nord, ho sentito l'esigenza di appropriarmi di più delle mie radici. Ho cominciato nel 98 con il primo disco in limba. Che non ero neanche nato nel 98. Però io il mio primo album l'ho fatto nel 98, dopo tantissimi tentativi di sfondare nell'ambiente musicale in italiano. Ma il primo album l'ho fatto in sardo logudorese, praticamente, con i Tancarruia, che era un gruppo abbastanza nuovo, no? Nella scena folk o comunque folk di contaminazione. Per me il tentativo di conservare la lingua è più semplice, perché la musica è una delle forme d'arte che ti consente di fermare delle cose, come un'opera teatrale in lingua. Infatti sto cercando di collaborare con la compagnia Paco Mustela per un progetto che ci vede impegnati insieme, forse quest'inverno. E poi mi piacerebbe portare questo progetto nei circoli sardi in tutta la penisola. Lo facciamo? Facciamo. Rimodrone lì. Mordone, prima tappa. Veniamo noi però, sempre. Già lo credo. Sì, veniamo noi con le camere, con Certo, energia. Salite a Sai Vedo. E stiamo lottando, E no? poi anche all'estero ci sono tanti circoli
che hanno bisogno di conoscere le varie sfaccettature che l'isola contiene. Cioè c'è un patrimonio pazzesco. Noi avremo Io sono ritornato anche in Sardegna perché credevo fortemente in questo patrimonio pazzesco che abbiamo e che è veramente poco sfruttato e che andrebbe valorizzato, come sta accadendo, attenzione, perché da un po' di anni a questa parte la RAI si è accorta di questo, quindi dedica sia in radio che in televisione quella goccettina che è dedicata alle lingue minoritarie, che intanto è già qualcosa. Ma finanziano? Ci sono finanziatori che Ci sono dei bandi regionali a cui possono accedere le varie associazioni che hanno un progetto che ha delle determinate caratteristiche e che si può far sì. danno di molti portare- soldi? No, che noi siamo avvi, siamo avvari, noi Lo so, vogliamo. ma i soldi sono relativi alla tipologia del progetto che tu presenti. No, scherzo, ovviamente No, la no, quantità non è. Però No, i soldi sono fondamentali perché senza quelli purtroppo non riesci a creare valore. Quindi devi trovare intanto il modo per trovare dei contributi per creare quel briciolo di valore. Che poi se questo progetto è talmente grande, se fai un film, cioè 500.000 euro non ti bastano. Quindi vabbè, a meno che non chiami Carletto a fare la parte. No, a tuo cugino. seconda del progetto che hai. Certo, se lo fai in maniera seria, ovviamente Ma per non esempio, bastano. Per fare quest'album hanno contribuito determinati enti, ma tipo l'Istituto Camillo Bellieni, la Grimaldi Sardegna, hanno contribuito di riflesso, perché abbiamo portato in giro, come tu sai, nel festival Animas, quindi anche i comuni a qualcosina l'hanno lasciata qua, al contributo per la realizzazione dell'album. Quindi la realizzazione dell'album è solo un pretesto per andare a portare il progetto dal vivo. Solo per questo. Ormai questo oggetto è démodé, perché è già presente in tutte le piattaforme digitali. Ormai la musica Su Spotify c'è. su sì. Spotify, certo, su tutti. Si usa in quel modo lì. La discografia ha cambiato faccia, non è Certo. più un grande business, è un business medio che però ha dato la possibilità al live di crescere esponenzialmente. E Ok. quindi questo serve solo per andare a suonare. Stop. Ok, in realtà io in macchina ce l'ho, ho una coppia, me l'ascolto perché la E mia tu c'è hai il il CD in macchina? Sì, nelle sei uno Volvo dei è, pochi sì, è comune mettere No, io l'impianto. ho come si dice? Non ce l'hai? Il contatto diretto col telefono, quindi Spotify, YouTube, Apple, eccetera, iTunes, eccetera, Tu eccetera. sei giovane, tu sei No, giovane. non sono giovane, mi devo adeguare se voglio ascoltare musica. Bravo. Ragazzi, se non ci sono delle curiosità che magari avete l'un l'altro, direi che la puntata può finire qua perché ci rivedremo di sicuro, se lo desiderate. Assolutamente, ma ci diamo appuntamento a Vimodrone. Ma tu Esatto. abiti a Vimodrone o a Monza? No, a Monza. Però Che zona? San Giuseppe vicino a Cinisello, sì. Io stavo a San Rocco, pensa a te. Sì, siamo abbastanza a sud, diciamo così. No. Posso fare una domanda? Sì, devi a fare Beppe, se vuole rispondere, perché è una domanda sulla tua vita precedente, che magari ti hanno fatto in tanti, però Itazenda a livello, questa è una cosa che forse si dice poco, però a livello linguistico sono stati un gruppo che hanno dimostrato che il sardo era una lingua espressiva, artistica, come tutte le altre, come per esempio l'inglese, come tutte le altre poteva essere imparata per poter essere applicata in quel modo, perché tradizionalmente, tranne l'ultima, l'attuale, le voci dei Tazenda non erano sardofoni di nascita, cioè il sardo l'avete imparato per poterlo applicare a quel genere di musica per quei progetti discografici. Cioè questa secondo me è un'informazione linguisticamente
potente. Cioè. È una prova, come si dice, che si può fare. Io l'ho studiato il sardo logudorese, l'ho dovuto studiare, sì, mi sono anche basato sulle desinenze che mi ha lasciato babbo, ma non bastavano, devi poi sapere i vocaboli, sapere come si coniuga, quindi è bellissimo scriverlo poi, pronunciare una cosa, scrivere un'altra. Per esempio ho fatto un disco che si intitola, detto all'italiana, S'incantu e s'ascordas, ma si pronuncia S'incantu e s'accoldas. È molto diverso, no? Da S'incantu e s'ascordas, che è esattamente come lo direbbe uno che non lo parla. Immagino che questa cosa musicalmente impatta, cioè queste piccole variazioni di pronuncia. Comunque per tornare a Tazenda sono stati dei pionieri, no? Di questa trasformazione, no? Di come portare all'attenzione globale una, diciamo, minoranza linguistica. E quindi Tazenda è una leggenda, perché che ringraziamo, salutiamo, ringraziamo, certo, ovviamente. Ma io stesso, vivendo a Milano, quando uscirono i Tazenda, io cosa pensi che facessi nei locali? Io mi ritagliavo quella mezz'ora di tempo per fare esattamente i brani etnici, o come lo chiamavano loro, il momento sardo. E questo momento sardo ha dilagato, perché da mezz'ora poi è diventata un'ora, perché venivano per quello, venivano per ascoltare il momento sardo in un club di milanesi. Quindi era una vittoria enorme questo fatto, che ha continuato. Poi anche i Tazenda stessi hanno subito delle varie trasformazioni, che hanno mantenuto sempre tentato questo. di cantare in italiano, lecito, però perdi la tua caratteristica. Certo. Quando sono entrato io al posto di Andrea c'è stato esattamente lo stesso, chiamiamolo tra virgolette, problema, di comunque cercare di essere più comprensibili a tutta la penisola. Queste purtroppo sono cose da discografici che vogliono vendere i dischi, no? Impongono. E quindi hanno la presunzione di capire cosa all'utente possa essere utile per andare a spendere quei 15 euro e fare scaturire lo scontrino. Sono escamotage che non hanno molto senso. Benché io mi ricordo questa intervista sua di lei, non so se era vero, ma l'idea di rendere i Tazenda sardofoni venne a un discografo, venne alla Maionchi, e fu lei a chiedere questa cosa, perché in quel momento lì lei voleva la particolarità, e la cosa bella, anche particolare nella particolarità, è che i Tazenda non erano sardofoni in quel momento, perché provenivano dalle periferie linguistiche della Sardegna, quindi erano galuresofoni, castelsardo e quant'altro, ed è un discografo che ti dice, che intuisce, guarda che quella cosa funziona, perché il sardo è figo, l'aveva già in qualche modo usato. La storia proprio succede che Andrea Parodi era il produttore degli Ice, che poi andarono a Sanremo Giovani di diritto perché vinsero Castrocaro. Era lui il produttore di Andrea. Andrea era il produttore di Andrea. Del gruppo Ice, cioè sì, di Andrea De Sole, sì, Massimo, sì. eccetera. Loro andarono sì a fare Sanremo Giovani, ma nel frattempo Mara Maionchi, che è la direttrice artistica della Ricordi, chiese ad Andrea: senti, ma tu non c'è niente da farmi sentire, cazzo. E quindi io la conosco, l'ho conosciuta Mara, abbiamo anche collaborato assieme per un album, io compositore e il marito erano i discografici, però in quell'occasione Mara chiese ad Andrea aveva del materiale da fargli sentire, ed erano l'Ave Maria, Non potrò riposare, Champigny. sì, ed è impazzita. No, è impazzita. Ha detto: ma cazzo, ma questa è una figata. Andiamo a Londra a registrare, perché ho 2 settimane lo studio libero che mi è saltato l'artista. Vanno a Londra e registrano il primo disco, Tazenda, dove c'era Carra Seccare, dove c'era... Quando uscì quel disco, io me lo ricordo, ero uno dei primi che fece le canzoni dei Tazenda, quelle, quindi non c'era ancora Spunto dal Monte, Mamoiada e tutto il resto.
E ti ripeto, avevo quel feedback da parte della gente che impazziva letteralmente. E quindi i Tazenda sono stati, intanto per me è un onore enorme farne parte della storia di Tazenda. Poi entra purtroppo, ed è fondamentale, l'aspetto umano. L'aspetto umano fa sì che le band si sciolgano che si uniscano anche. Che si uniscano, certo, o che si mantengano. Lì ci vuole tanta intelligenza e molta volontà da parte di tutti affinché questo avvenga. Ma ti faccio un esempio: i Pooh si sono mantenuti perché era un enorme business tenere i Pooh, ma fra di loro non si sopportavano. Cioè, il viaggio in macchina da Brescia a Milano, era un litigio con no, fra di loro no, era un litigio con l'autista, okay. Perché gli dicevano spegni l'aria condizionata, stick, però no, senti, accendi l'aria condizionata, un altro, accendi l'aria condizionata per favore, va bene, tic, no, così no, io allora scendo, cioè, le cose erano, trovavano il capro espiatore. Loro si sono stati molto intelligenti e hanno continuato questa cosa. Con Gino e Gigi non c'è stato questa opportunità di probabilmente tenerlo. doveva andare così, però l'importante è che continuino con questo anche... Assolutamente sì. Loro comunque, ti ripeto, è una leggenda, è un'istituzione, è come dire uno stile. Hanno lanciato uno stile, un movimento musicale, quindi di questo bisogna dargliene atto. Io gli sarò sempre grato. Ed è anche per quello che probabilmente funzionano, perché proprio proteggono in qualche modo il nostro idioma, sono anche loro dei guardiani, no? Come dicevi tu. Sì, assolutamente, ma qualunque gruppo o entità musicale ha questa missione, che sia Lena Ledda, Piero Marras o i Tazenda o i Cortas e Cannas, sono tutti dei custodi. Certo. Io però il nostro custode preferito di Sardegna Unfiltered è Beppe Dettori, che ci ha fatto compagnia in questa puntata, e la nostra custode, non ce vedi, custode è neutro. Secondo me sì. Ecco, la nostra custode preferita è... perché no, è giusto. Non evitare figuracce grammaticali. Il sarese non lo parliamo bene, ma l'italiano lo tengono, perciò rassegniamoci. No, sai perché si dice la custode? Perché io guardando Sailor Moon, ecco. C'è Sailor Pluto che è la custode del tempo, quindi è allora è giusto, vedi? La nostra custode preferita non questa è cultura Sailor Pluto, ma è Sailor Mari. Sailor Mameda. Invece c'è un'altra domanda ancora, l'ultima domanda a Beppe poi è. Sì, certo. Quando la fai una canzone in gallurese? Appena ho la possibilità, e se tu scrivi di Barauri, io faccio la musica. Tanto è fatta. Andata? Andata, ragazzi, ma stringetevi la mano, certo. Ufficialmente. Ma ne facciamo più di una anche. Un CD. Se hai del materiale già, manda. Poi ci scambiamo i numeri. Assolutamente. Ma fatelo adesso in diretta, scambiatevi il numero, perché no? Nel frattempo che bello Notaro. Notaro, cioè Falchi. Notaro, dietro le quinte. Grande Notaro. Falchi. Che allora, intanto Mari Mameda. Anche oggi ha fatto in modo che tutto venisse ripreso nel... No, basta che non lo Sì, no, assolutamente. Arrivano. Difatti. Tutto il mondo a me. Infatti no. Lo tagliamo o lo lasciamo questo? Lasciamo tutto, lasciamo. Tutto perché sei un Popo Tyson. Mari Mameda. Comunque tu tagli, cazzo. Sì, no, poco. Nulla. No, non Tagli, accelera. Me l'acceleri qualche cosa perché mi piace un casino quando acceleri. Va bene. Lo editi tu il video? Sì, lo edito io. Come l'ho fatto io, bucata a capo. Quando stiamo mettendo i numeri metti... Okay. Se vuoi sì, quello è il Notaro che è specializzato nello speed up. In videomaking lo speed up
è proprio quella opzione che ti consente di aumentare la velocità. Speed down invece, anzi slow down è il contrario, giusto? Speed down è bellissimo. Speed down e slow up. Quindi Bene. ragazzi, non avete altre domande, tanto ormai avete i numeri, ma chi se ne frega, sarà un filter, Esatto. cazzo ce ne Ormai ti frega. bypassiamo. Ma ti sì, bypassiamo. fate Io bene. uso questo come base di ispirazione, ovviamente, perché sicuramente qualche cosa Ma intanto io ti me la tira ringrazio perché fuori. Un po' di contributo l'hai dato a questo progetto, perciò grazie assai. È servito molto, è servito perché noi non ci aspettavamo niente dall'affluenza di pubblico, anzi ogni volta io dicevo ma secondo me non viene nessuno, e invece poi sistematicamente arrivavano delle persone, perché la prima tappa è stata un po' traumatica, c'era una sala abbastanza grande da 200 posti e forse noi ne avevamo 60-70, quindi il clima in cui l'abbiamo fatto torrido, di caldo pazzesco, fare delle cose al chiuso, siamo degli eroi soltanto per quello, perché siamo riusciti a È tenere un'eroina anche, perché anche lei è stata... Certo, Anche lei ha fatto parte di questa cosa, stai dicendo, giusto? Certo. No. eroi con l'asterisco, così è Bravo. tutte e due. Esatto, giusto. Nishba. Esatto. Invece in gadulese noi in plurale non abbiamo né maschili né femminili, la I è gali con tutti i canti. Noi Shva non ne abbiamo bisogno. Ecco, È un bel togo il gallurese ed è anche difficile pronunciarlo, non è semplice. cioè, Tipo la classica orecchi, occhi, orecchi, ginocchi. Io la dico male, perché io la dico male dico occhi, ricchi, ginocchi. Non è abbastanza, come... Credo che sia più chiusa quei chi. Occhi, orecchi, ginocchi, ginocchi, ginocchi. 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 E con questa Occhi, orecchi, ginocchi. io vi ringrazio tantissimo per aver partecipato a questo incontro. Per noi era importante unire delle figure così importanti. Quindi grazie ancora Mari, seguite Beppe, seguite noi, seguite l'English Center, seguite un po' tutti, seguite Falchi. il Notaro, ma soprattutto seguite l'istinto e seguite la tradizione. Parlate, non fate come noi, insomma, parlatelo. Mi è piaciuto un sacco. Sii più serio, sei più bello. Va bene, lo prenderò come un monito per le prossime. Chissà che in gadurese dici la kescia. La Ha kescia, fatto una kescia. una sgridata sarebbe. E vabbè, a me cioè, insegnano, anche le sgridate insegnano, quindi grazie ragazzi. Grande. Grazie tanto. Ok, te ne possiamo Stop! Sì.